Amici di Faro Team, buonasera. Come ogni anno ricomincia il tour dei nostri concorsi e questa sera iniziamo proprio da Miss Little Princess, come potete vedere qua alle mie spalle. Come da tradizione, ovviamente la prima tappa di gara che fa appunto Miss Little Princess è allo Storia Club. Complice la pioggia, complice un sacco di cose, per fortuna noi siamo al chiuso, per fortuna noi siamo al chiuso, quindi non dovremo avere problemi. Questa sera io sarò in giuria, Mario alle telecamere e Beatrice come aiuto di supporto. Si sfideranno esattamente 21 ragazze, per ora confermate, non sappiamo se ovviamente si ritirerà qualcuno all'ultimo. Restate connessi fino alla fine per conoscere tutti i dettagli sulle vincitrici delle fasce e buona visione a tutti voi amici di Faro Team per questa prima tappa di Miss Little Princess. Buonasera e benvenuti alla prima selezione di Miss Little Princess 2024-2025. Abbiamo concluso ormai da 2 mesi l'edizione 2024, dove abbiamo eletto Aurora Cipolato come Miss Little Princess 2024 e iniziamo stasera a conoscere e a scoprire le prime 5 finaliste di Miss Little Princess 2024-2025. Ringraziamo subito i partner della serata, che sono ovviamente lo Storia, che questa sera ci ospita, grazie mille, LT Eventi, Fashion Food, Juice Shop, Suki Shop, Brube, la Varia SRL, in cui il maestro dei vari Marco Lobo creerà uno scettro che vincerà la Miss Little Princess 2025. GTR Team, Drive Sound, Caramelle Controllo. E allora, cari miei, prima di iniziare a visionare le nostre bellissime ragazze, vi presento coloro che questa sera le giudicheranno e le sceglieranno le prime finaliste. Come giudice voto, Manuela Tabacco. Fiorella Rumin come Talent Scout e Fashion Scout. Rachele Salvanin, nostra finalista dell'anno 2022. Giulia Bosco, make-up artist e art comunista. Poi abbiamo Beatrice Canto, make-up artist. Lucia, referente delle storie, quindi grazie di essere qui con noi e parte della nostra serata. Giulia Ordinato, Gilbert e diciamo che siamo al completo, giudici, cartelle alla mano, siamo pronti, le cartelle iniziano a scaldarsi, prima uscita, abito elegante, valutazione visiva, quindi i nostri giurati valuteranno con voto palese le Miss in concorso. Iniziamo! Miss numero 1, Aurora Caimano.
Amici di Faro Team, serata conclusa, prima tappa andata, direi che è stata una serata come sempre meravigliosa. Beatrice? Esattamente. Qui con me sempre la splendida Bea, che è arrivata un po' in ritardo, infatti ce l'abbiamo solo per la chiusura e non ce l'abbiamo avuta per l'apertura. Però stasera va così, Giulia. Volevi flautare prima. Esatto. Quale intende, ma ora andiamo a conoscere la protagonista di questa serata, che è Carlotta Vio. Ciao. Lei ha vinto la fascia qua questa sera allo Storia come prima classificata. Esatto. Carlotta, nome, cognome, età, codice fiscale, IBAN per chi vuole farti un bonifico, Instagram per chi lo vuole sapere, cosa fai nella vita, hobby, passioni, hai mai ucciso un animale in modo strano, qualunque cosa ti venga in mente. Allora, mi chiamo Carlotta Vio, ho 14 anni, però tra 4 giorni 15, quindi siamo lì dai. A scuola io faccio un tecnico economico-finanziario a Mestre. I miei hobby diciamo che sono la palestra o comunque lo sport. Fin da piccola sono sempre stata una molto sportiva, però ultimamente le mie passioni si stanno anche diciamo allargando nel mondo della moda, essendo che ci ho provato e a quanto E ci pare stiamo va. riuscendo. Come sei venuta a conoscenza del concorso di Miss Little Princess? Allora, l'avevo visto sicuramente anche da tante mie amiche o comunque ragazze che seguivo, e dopo diciamo che ho avuto la fortuna di essere stata chiamata e ho deciso di partecipare. E dal giorno alla notte abbiamo partecipato e dal giorno alla notte abbiamo vinto una fascia. Eh sì. Il costume che tu hai portato, perché questa sera come avete visto c'è stata la serata a tema, è stato realizzato interamente da te o sono stati acquistati dei pezzi? Sono stati acquistati dei pezzi, però li ho composti io. Bene, quindi noi ti ringraziamo ancora, complimenti per lo stile e per la tua vittoria. Grazie mille. Salutiamo la nostra Carlotta Vio, amici di Faro Team, che dire, io e Beatrice Tomada, qui dallo Storia Club, vi diamo la buonanotte, un in bocca al lupo per tutto, un bacio a tutti e buonanotte!